Ladri nuovamente in azione a Mestre. Nella notte tra lunedì e martedì due le spaccate messe a segno. La prima in piazzetta Battisti all'angolo con piazza Ferretto, dove è stato lanciato un tombino contro la porta del negozio di articoli di bellezza per portare via solo un vecchio computer. La seconda in un bar di Favaro Veneto. Anche per questo il sindaco Brugnaro ha deciso di effettuare un altro sopralluogo serale, tornando in via Piave a Mestre, accompagnato tra gli altri dal comandante della polizia locale Agostini e gli assessori Pesce e Venturini, oltre a squadre antidroga e operatori di strada. Il primo cittadino ha ripercorso via Cappuccina e via Piave, poi nei pressi dei giardini ha incontrato alcuni residenti del quartiere. Che abbiamo parlato soprattutto del degrado che c'è a Mestre. Riflettori puntati dunque sul degrado e zone di sporcizia con materassi ovunque, rete, sanitari da bagno. Io tutti i giorni passo a documentare l'abbandono delle immondizie, non le immondizie normali, ma diciamo gli ingombranti. Sì che è stata presa ieri sera una decisione anche su questo. Il sindaco ha incaricato la polizia locale, ha incaricato Veritas, ha dato disposizioni perché questo non succeda, perché purtroppo io lo documento tutti i giorni, ho mostrato le fotografie molto interessanti, probabilmente non le aveva viste ed è stata una cosa molto anche toccante. Dopo aver parlato con i residenti e toccato con mano la situazione, Brugnaro si è attivato. Ha chiamato tutti i suoi a vedere appunto tutto questo degrado che c'è e ha dato ordini anche ben precise sia alla polizia locale sia a Veritas di un comportamento che verrà tenuto appunto per evitare questi abbandoni.